Eder. Mech. Pallister. Il dilemma tra polso destro e polso sinistro. Il dito indice o il dito medio della mano destra. Pioggia copiosa o debole. Scarpe allacciate bene o male. Fango sì, fango no. Canottiera al dritto o al rovescio. Mascherine una o tante. Cappuccio del giubbotto arrotolato verso l'interno del collo. Libero sulla schiena o sollevato a coprire la testa. Telecamere sì, telecamere no. Minuti prima o minuti dopo. Borsa nera con piedini metallici o senza. Orologio al polso, prima lasso e poi strettissimo. Il 5, l'8, il 10 o l'11 e gli oggetti metallici, in particolare le chiavi. Mai rinvenute al lato dell'ispezione della borsetta sul luogo del rinvenimento del cadavere. Mai citate nelle relazioni, seppur visibilmente presenti, almeno dalle immagini, al lato dell'attacco dell'8 dicembre. E per magia, simsalabim, compaiono il 10 dicembre in sala autoptica. Su di esse viene fatto il tamponamento e poi consegnate a 2 agenti, che nella stessa mattina vanno a casa del Visintin e provano solo la chiave del portone d'ingresso dello stabile. I 2 andranno via per motivi di opportunità, senza fare la verifica delle altre 2 chiavi sulla serratura di casa, nella presunzione che al momento al suo interno fosse presente il Visintin. Certo è che il Visintin è anche solito muoversi in bicicletta e con la moto. Non è dunque ancora chiaro perché non provino le chiavi anche sul portoncino di casa presente o no Visintin. Forse non vogliono disturbare la quiete casalinga del Visintin. Fatto sta che i 2 vanno via. Si ripresentano il giorno dopo, l'11 dicembre, altri 2 agenti, che stavolta proveranno le restanti 2 chiavi sul portoncino d'ingresso dell'abitazione. Cosa prepotentemente agghiacciante sulle chiavi? L'assenza della loro presenza il 5 gennaio nelle relazioni, al momento del rinvenimento del cadavere e all'ispezione della borsetta. L'assenza nelle relazioni relative all'attacco. L'assenza di impronte di Liliana Resinovic, o perlomeno definite parziali in 2 di esse. Non utile per confronti che lascia dunque sgomenti. Nessuna impronta rilevata, nessuna. Incredibilmente le impronte e le tracce genetiche sono parziali e non utili per i confronti. Chiavi belline, protette in una tasca interna della borsetta chiusa con cerniera. La donna esce da casa senza guanti, chiude la porta del suo appartamento e su quel bel masso di 3 chiavi non ci sono impronte della donna, o perlomeno parziali su 2 di esse, proprio quelle delle 2 serrature della porta dell'appartamento, e non utili per i confronti. Sappiamo perfettamente come teniamo una chiave quando andiamo a chiudere la serratura di casa nostra. Vi lasciamo a cercare di spiegare il perché di queste impronte parziali e di panare il mistero sulle 3 chiavi.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.